Quanto è bella questa canzone di Edoardo Bennato, Le ragazze fanno grandi sogni. E quanti sogni si fanno, soprattutto quando c'è la possibilità di vincere un biglietto per il concerto, in questo caso di J-Ax e Fedez, che si terrà appunto il 31 marzo, cioè domani alle 21 presso il Palazzo Hotel di Acireale. Noi stiamo regalando due biglietti, uno lo regaliamo adesso e uno lo regaleremo tra un po', quindi chi non riuscisse a prendere la linea adesso, tranquilli, potrete riprovare fra un'oretta circa. 095 43 53 25 si gioca, dovrete indovinare, anzi più che indovinare il titolo della canzone, quella me la direte ovviamente, dovrete cantare un pezzettino della canzone nel momento in cui noi la stopperemo, la bloccheremo. Quindi vediamo quanto conoscete J-Ax e Fedez. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, ciao, chi sei? Buongiorno, sono Claudia. Ciao Claudia, da dove chiami? Chiamo da San Giovanni La Punta. Allora Claudia, sei pronta per giocare con noi? Sì, dai. Sì. Bene, allora dovrai cantare la canzone che di J-Ax e Fedez con un artista e nel momento in cui noi bloccheremo la base dovrai continuare praticamente da sola a cantare, ok? Ok, va bene. Facciamo partire la canzone. Vai, Jackie, ok. È famosissima, è un tormentone del momento tra l'altro, quindi è facilissima. Ed io che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio non è la Porsche che ho appena parcheggiato fuori. Per quanto finto il sottoscritto sa di avere vinto solo quando ho estinto il mutuo dei suoi genitori. E con un coinquilino condivido la mia stanza. Quello che si dice, convivere con l'ansia. Dalla cameretta al camerino, tutti ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi. Ci siamo quasi, di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare. Pronta? Vai! Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora, perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine, arricchire e svuotare un'esistenza intera. L'ho lasciata cantare perché praticamente sei bravissima, complimenti. Grazie. Il titolo della canzone, così la facciamo completa. Piccole cose. Ma sei bravissima. E Grazie. chi canta Piccole cose con J-Ax e Fedez? Alessandro Moroso. Vabbè dai, allora hai vinto questo biglietto per il concerto di J-Ax e Fedez domani, 31 marzo. Resta in linea così ti spiegheremo come ritirare il biglietto. Grazie mille per aver chiamato, continua a seguirci. Ciao. Ciao. Cari amici, tranquilli, tra poco regaleremo un altro biglietto, quindi 095 43 53 25 per giocare con noi. E chi non è riuscito a prendere la linea adesso, tranquilli, ci riproverete magari fra un po'. Intanto noi ci fermiamo giusto un attimo per ascoltare una bellissima canzone di Gianna Nannini dal titolo Amandoti, con queste sonorità un po' tango, no?